Lunedì 11 novembre, San Martino di Tours. È il 315° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 50 al termine. Il sole sorge alle 7:03 e tramonta alle 16:46. La luna si leva alle 16:39 e tramonta alle 5:28. Un'ordinanza del Maggior Consiglio vieta di costruire e vendere grimaldelli, con i quali, da qualche tempo, i giovani aprivano ogni serratura e nelle case altrui commettevano molte ingiurie e cose disoneste. Le previsioni per domani. In prevalenza molto nuvoloso, coperto con prime precipitazioni a partire dalla pianura meridionale e costa in progressiva estensione al resto della regione nel corso della giornata. Quota neve in rialzo fino a 1800-1900 metri. Levada di Piombino d'Ese è una quieta località della provincia di Padova, posta circa a metà strada fra Resana e Badoere. Qui, compresa in quella zona di campagna veneta che è stata inclusa nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, a pochi metri dalla piazza centrale e dalla sua antica pieve, sorge Villa Marcello. Una meravigliosa villa, fatta costruire intorno al 1500 dalla famiglia veneziana dei Marcello, i quali, al tempo, vollero poter esercitare il controllo e la gestione delle attività agricole nelle proprie terre. Uno splendido esempio di villa in stile palladiano, ma soprattutto una casa, dimora che ancora oggi è abitata dai discendenti dell'antica nobile famiglia. Un'architettura imponente, composta da un corpo centrale e da due ali porticate armoniosamente legate all'antico giardino. Un giardino straordinario, apprezzato sia nel perfetto verdeggiare della stagione estiva che nel misterioso imbrunire della stagione invernale. Ca' Marcello, avvolta in un immenso parco di 70.000 metri quadri, disseminato di architetture e sculture, come l'antica torre colombaia o le numerose scimmiette che popolano il parco. La villa, con le sue immobili presenze appartenenti ad epoche diverse, eppure giunte immutate fino a noi. 5 secoli di storia che hanno restituito al nostro territorio un vero gioiello, meraviglia dello sguardo.